Non era una novità, aumentati nel 2014 passando da 960 a 1182 i delitti denunciati alla questura di Pordenone, dato diffuso quest'oggi in occasione della festa della polizia. In particolare i furti aumentano, le lesioni dolose, i furti in abitazione, diminuiscono invece le violenze sessuali, meno male, da 7 a 3, ma tutto aumenta, meno male che questa volta insomma. E noi eravamo, o meglio, c'era per noi Alberto Commisso in questura a Pordenone. 163 anni sono un bel periodo. Noi abbiamo dimostrato con i fatti che sappiamo esserci sempre, che ci manteniamo sempre avanti, sempre in sintonia con la società nella quale viviamo. Spero che la cittadinanza apprezzi gli sforzi notevoli che noi facciamo in continuazione per cercare sempre di mantenerci in sintonia con tutti. Conosciamo due agenti che si sono resi protagonisti appena 2 anni fa in un'operazione di salvataggio. Eravamo a fare un giro in montagna, in pratica abbiamo trovato un signore di 45 anni che si è avvicinato a noi nei pressi di questa casera e che aveva con sé dei cani, aveva 3 cani. Abbiamo fatto 2 chiacchiere, poi lui si è allontanato, ha detto vado a continuo la passeggiata, diciamo. E ci eravamo detti stiamo attenti perché è un po' ghiacciato e l'abbiamo sentito gridare e l'abbiamo visto scivolare giù su questo pendio e niente, poi ci siamo prodigati a andare dove è caduto lui e quindi insomma era un posto abbastanza pericoloso. Gli facciamo anche gli auguri di pronta guarigione perché nonostante 2 anni trascorsi è ancora sofferente purtroppo. Oggi sei stato premiato per un intervento importante, ci vuoi raccontare quelle fasi? Ero a Crotone, Isola Capo Rizzuto, ed ero libero dal servizio. Quando mi trovavo praticamente nella piscina del nostro hotel, in una giornata di riposo, ho sentito delle urla dei bambini, al momento pensavo che stessero giocando, poi invece una terza bambina si tuffava in acqua, stava praticamente annegando. Mi sono dovuto tuffare, dico dovuto non tanto per quanto indosso una divisa e quindi il mio lavoro è 24/24, il problema è che io non sono tale e quindi diciamo che è stato premiato più questo fatto magari che l'episodio del salvataggio.